È l'alba, ignorate il sole dietro comunque ho. Prima di cominciare voglio salutare Ale B, Christian Perris, Silvio, Alan, Vecchio Salvador e Francesco Burarotto e Mattia. Quindi metto i nomi pa. Buona visione. Oh bella raga, oggi Jeep Trackhawk con motore Hellcat 1150 cavalli bro. Sound check. But what the hell, boy? Il supercharger. Allora, alziamo. Comunque raga, una cosa così pesante con così tanta potenza, questa c'ha 1150 cavalli. Senti. Mettiamo il traffico. Comunque sì, alla fine le auto con motore Hellcat, quindi... Oh damn! Le auto con motore Hellcat fanno paura. Charger, Challenger, questa. Senti... Visto che pesa come auto, anche il volante è bello pesante. Catroia. Commesso quello vero forse, buonasera. Oh bello bro, come stai? Tutto a posto vecchio, sabato sera tranqui, chill. Damn. Oh ma sta visuale è strana, aspetta, vediamo. The fuck? Ok, calma, frena. Senti i gemiti. Sì, infatti, sì, è strana tipo dinamica, 360 più o meno, oppure 180, però, sta. Sì, diciamo che i miei SUV preferiti sono Jeep Trackhawk, la Urus, poi Jeep Wrangler, però quella col V8, quindi Jeep Wrangler 392, invece quella col V8, sì, quella. What the hell? Giusto. È pesantissimo come auto. Ma che roba. Wow. Volete fare una cosa divertente? Se noi andiamo qua, andiamo su CSP Debug, andiamo su fisica, possiamo fare cose strane con la macchina. Possiamo farla saltare. Damn. Possiamo far scoppiare le ruote. Fisica, aspetta, dov'è la parte tipo dove posso... No, aspetta, c'era una parte bella dove tipo potevo... Kerosene, sì, dice. C'è una parte qua, tipo, dove posso prendere l'auto e trascinarla e lanciarla. L'avevo già fatto, ma non mi ricordo dov'è. Jeep Trackhawk, motherfucker. All eyes on me. Sì. Attention. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Ma perché fa sempre salti? Mettiamo notte e cambiamo filtro. Mettiamo quello ignorante. Mettiamo sto filtro qua e vediamo. Ah sì, tanto per cambiare, ha anche luce dentro, la ambient light si chiama. Abbiamo le galaxy qua, le stelle, i nase. E sputa fuori anche fiamme. Quindi sì. Ha una bella fisica perché, per esempio, io quando guido una Ferrari o una Jeep fa tantissima differenza. Perché per la Ferrari è più bassa, è più leggera. Sta qua è pesante. Le Rolls Royce, le stelle sì, come anche per le Mercedes hanno questa roba qua più o meno. Si chiama Ambient Light oppure Galaxy qualcosa, non mi ricordo. Comunque sì, questo gioco qua ha anche il VR. Pensate di essere col VR, col volante, pedaliera, cioè deve essere un sogno. Cioè è fantastico. Magari un giorno posso anche togliere, aspetta, posso anche togliere la UI qua così. Comunque sì, oh, bel SUV raga. In America, Stati Uniti fanno SUV, truck, madonna, cioè ignorantissimi, potentissimi. Anche per il Ram TRX ha sempre un V8 Hellcat, fa paura. Cioè, mezzi così pesanti, con così tanta potenza ragazzi, è una cosa che, boh, non so ragazzi, è spaventosa. Che porca miseria. Vedi. Oh damn. Hellcat SRT, Nick can pull up on me. Oh, che chiamata. What the hell? Oh my God.
Boy, ain't no way, boy. Boy, ain't no way, boy. Boy, ain't no way, boy. Una multipla in una JDM, sì. Hanno fatto tipo tuning e robe strane. Ah, se, V8, engine swap, crazy. Pazzi, sono pazzi. Proviamo in altri visuali. F6 dovrebbe alternarle. Abbiamo questa, ma non si vede niente. No, non si vede niente questo video qua. Aspetta un attimo. Oh, bella Christian Max per il follow, bella, vecchio. Benvenuto tra gli OGs, bro. Ah, ecco la sub goal. 109. Damn, bella. Andiamo nel Rainbow Bridge. Comunque sì, c'è una barca da 1000 cavalli. Come? Guarda, stavo andando lentissimo. Come fa? Come on, man. E niente, raga, questa era la Jeep Trackhawk. Ok, adesso oh, prossime auto, come sempre, se volete commenti o io vi lascio, beh, raga.